Ed ora parliamo di viabilità. Finalmente è stato inaugurato il sottopasso che unirà via Ereditari alla frazione di Mussetta. Vediamo il servizio. Via Ereditari non è più una strada cieca. Inaugurato dal sindaco Andrea Cereser, nella zona della stazione, un sottopasso ciclopedonale della lunghezza di circa 210 metri e della larghezza di 3 metri, per collegare, passando sotto la linea ferroviaria, via Ereditari con via Pralongo e Mussetta di Sopra. Il sottopasso è stato finanziato e realizzato dalla Regione del Veneto. Intervenuti all'inaugurazione i rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato alla settimana della mobilità sostenibile e dell'impresa costruttrice. Il Comune ha provveduto a collegarlo con via Ereditari, in funzione soprattutto degli studenti che frequentano la zona, e a implementare l'illuminazione. Installati 10 nuovi lampioni, uno all'ingresso di via Ereditari, 3 su via Pralongo, mentre a Mussetta di Sopra è stata rimpensata l'intera illuminazione nel tratto interessato dal sottopasso, con l'attivazione di 6 nuovi punti luci. All'interno del sottopasso è stata invece posta una serie di sfere luminose. Vengono finalmente collegate 2 aree tra loro isolate dalla linea ferroviaria. Così il sindaco Andrea Cereser, che nel discorso inaugurale ha colto l'occasione per ringraziare la Regione e fare i migliori auguri di guarigione all'assessore alla mobilità e alle infrastrutture Renato Chisso. L'opera, funzionale anche all'apertura della nuova stazione, verrà in futuro ulteriormente implementata. Siamo felici per aver inaugurato questa nuova opera proprio in occasione della settimana della mobilità, ha aggiunto l'assessore ai trasporti Francesca Zottis. Sono previsti miglioramenti sia nell'arredo che nella funzionalità per pedoni e ciclisti e stiamo valutando la possibilità di installare telecamere.